Bene, ed eccoci ritornati in studio, questo spazio dedicato appunto al Memento, e questa sera torniamo ad occuparci di un'opera di cui abbiamo parlato spesso, del Mose. Ermanno. Sì, è la storia di infinita. Evidentemente l'opera è molto grande, quindi comporta tutta una serie di attenzioni, ma il dramma più grande è che non solo risulta sempre di più inutile, ma il problema che nasce adesso è che diventa perfino dannosa. E poi soprattutto quello che vogliamo capire è chi in questo momento si prende la responsabilità di decidere in merito a questa opera. Siccome c'è l'intenzione da parte di chi ancora è convinto che quest'opera sia valida e in qualche maniera si possa aggiustare, e invece abbiamo contezza che purtroppo è un'opera nata male e aggiustarla credo che sia pressoché impossibile. E allora in questo senso abbiamo con noi sempre il nostro ospite preferito. È il nostro consulente non di fiducia. Non solo perché ci è simpatico, ma soprattutto perché ha grande competenza di questo tipo di opere. Ed è una persona unica in questo senso, da un punto di vista tecnico. E allora cogliamo l'occasione da un ricorso al TAR fatto dalla Mantovani, e il TAR ha ricusato il ricorso, nel senso che Mantovani dice: per i prossimi appalti, per finire in Mose, devo decidere io, perché io ho il potere di poterlo fare perché ho vinto l'appalto iniziale. Il TAR invece risponde completamente in maniera diversa, cioè desautorizza l'appaltante perché non ha dimostrato le capacità che doveva avere nel produrre l'opera, e quindi lascia ai commissari l'incarico di cercare di farlo. E in questo senso i commissari hanno avuto una funzione fondamentale, quantomeno di risparmio. Certo. Intanto buonasera a tutti. Certamente hanno avuto un ruolo fondamentale. Prima perché hanno permesso, diciamo, di conoscere cose che prima non si conoscevano. Cioè Mantovani ha segretato tutto. Mantovani era l'azienda leader del consorzio, però in effetti era il consorzio Venezia Nuova. Cioè quelli che gestivano prima il consorzio che secretavano il progetto. Sì, il consorzio praticamente l'hanno considerato questo progetto come se fosse un segreto militare, non si doveva sapere nulla di quello che succedeva. Tutte le critiche che a suo tempo furono fatte furono tutte quante dichiarate futili, con delle affermazioni che in alcuni casi ridicole, assolutamente false. Cioè, lei sa benissimo. Tecnicamente infondate. Esatto. Cioè, lei sa che noi abbiamo scritto un libro su questo argomento dove riportiamo questi fatti, e nessuno li ha potuti smentire perché sono veri. Chiaro? Quindi, diciamo, libro che è stato consegnato al Presidente della Regione. Sì, l'abbiamo mandato ai ministri, al Presidente del Consiglio di allora. Cioè, noi abbiamo cercato di fare informazione, rivelando fatti, quelli che erano allora noti a noi. Poi successivamente sono venute fuori altre informazioni che quindi noi adesso pensiamo addirittura poi di fare un aggiornamento, magari un addendum, qualcosa, perché sono successe tante altre cose dopo. Ritornando alla sua domanda, è vero che i nuovi commissari hanno riportato una ventata nuova, soprattutto in quella che è la gestione degli appalti, perché il consorzio era abituato a dividersi i lavori a secondo le società partecipanti al consorzio. Mentre invece, e questo anche in contrasto a quelle che sono le leggi europee, perché le leggi europee pretendono che si facciano gare internazionali di appalto. Certo. E questo è quello che hanno fatto i commissari. Ora, su questo argomento, lei lo accennava prima, io ero fuori e ho sentito un attimo quello che ha detto.
ci sono due fatti molto importanti. Il primo è quello proprio istituzionale. Il Cantone, il responsabile dell'antimafia, che è stato delegato dal governo da controllare, no? Tutte queste cose, quindi lui è entrato anche pesantemente sul discorso Mose. Dopo... Il commissario? Sì. Lui ha detto in un'intervista pubblica che se il Mose, così com'è, con tutti i difetti, con tutto quello che si vuole, fosse stato fatto con gare d'appalto e non dal consorzio, sarebbe costato l'80% in meno. 80% c'è 1,2 miliardi contro 6 miliardi. No, l'80% in meno, quindi diciamo che sì, la mette un po' più della metà. 12, quindi 20% è 1,2 miliardi, sarebbe stato 1,2 miliardi e tutto il resto, quindi i 3 miliardi... sarebbe costato l'80% in più, è costato cioè quasi il doppio. Ah, ho capito. Cioè, invece di costare 100, sì, è costato 180. Ah, 180, sì, ho capito. 80%. L'80% in più. In più. Ho capito. Quindi invece di 6 sarebbero stati 3 miliardi e mezzo e invece di 6. Esatto. Ma questo qui lui l'ha detto recentemente, ma noi abbiamo la pretesa di averlo già dichiarato. Perché quando noi presentammo il progetto alternativo al Mose, la famosa paratoia a gravità di cui ne abbiamo parlato, noi presentammo proprio 2 colonne di costi. Il costo fatto con i costi correnti del mercato, io in quel periodo avevo appena finito, quindi conoscevo esattamente quanto costava 1 chilo di acciaio sì. e quanto costava metterlo in opera, tutto quanto. E noi allora, e questo è negli atti ufficiali, nessuno lo può smentire, noi dimostrammo che i costi del consorzio per le opere in acciaio, solo in acciaio, erano il 95% in più dei costi di mercato, che è molto vicino all'80% di Cantone, no? Certo, quindi noi nel 2006, quando già messo in allarme che il Mose sarebbe costato di più e quindi... Che costava? Che costava di più. Attenzione, l'azienda ci avrebbe comunque guadagnato. Ma certo che sì, chi lavora nel campo offshore realizza piattaforme, realizza strutture in acciaio, c'ha il suo guadagno, ovviamente. E ci guadagnano anche bene, quindi i margini c'erano, soltanto certo che noi sì. abbiamo pagato l'80% in più. Esatto. Bene, allora noi abbiamo osservato anche che le paratie ci sono state installate, anche se poi recentemente alcune sono state già tolte senza essere entrate in funzione per andare ad essere riparate. Sì. Ma soprattutto le paratie devono essere governate da un sistema meccanico gestito da computer che sta poi all'interno della cavità che poi vediamo alle spalle dell'ingegnere se vogliamo fare eccolo qua, quelle cavità sì. Che sono diciamo percorribili per poter controllare il funzionamento. Ecco. Allora, questi meccanismi di sollevamento delle paratie esistono o non ci sono? Dunque, ad oggi non esistono. Quindi i 6 miliardi più quello che verrà fuori sì, cioè, probabilmente il costo di gestione delle paratie. Sì, diciamo che ci sono una parte delle tubazioni che tra l'altro sono già ossidate, che bisogna cambiarle. Ci sono perché non hanno usato acciai? Cioè, hanno usato un acciaio normale in un ambiente salino e quindi evidentemente si sono ossidate. Soggetto a corrosione. Addirittura ci sono dei buchi passanti per cui le tubazioni a Malamocco, da quello che
si sa, perché quello che si sa poi si sa dai giornali. Ecco, parliamo di tubazioni perché attraverso queste tubazioni vengono svuotate o riempite le paratie che vediamo adesso, la regia ce le mostra, vengono sollevate perché vengono svuotate dall'acqua, quindi tendono al galleggiamento, e poi invece quando non servono vengono riempite di acqua e si adagiano sul fondo. Ora, ecco. per fare questo nell'apparatoio MOSE c'è bisogno di un sistema di controllo. Certo. Perché siccome sono orientato verso la laguna, come si vede nella grafica, significa che con l'aumentare del dislivello di marea, l'apparatoio tende ad andare giù. Certo. E quindi bisogna svuotarla in tempo reale in funzione, compensare la spinta del mare. Okay? Per fare questo c'è un sistema, quindi innanzitutto bisogna misurare l'angolo di inclinazione, quindi un sistema di monitoraggio. Ci sono 4 sistemi di ridondanza per evitare che possa fallire. E poi c'è un sistema di controllo, quindi bisogna che azionando delle valvole, delle servovalvole, si immette aria compressa dentro e le paratoie rimangono nella posizione media, perché poi in questa posizione l'effetto delle onde le fa oscillare, perché non è che una volta portate lì l'apparatoio resta in quella posizione fissa, resta in quella posizione fissa se non c'è il mare. Ma se c'è il mare e sono le onde, le paratoie incominciano ad oscillare. Chiaro? E qui viene l'altro problema della risonanza subarmonica di cui abbiamo sempre parlato, che è un problema irrisolto. È un problema irrisolto per questo motivo. Dunque, loro ormai sappiamo, perché dai documenti ufficiali è ufficiale che il progetto è stato fatto solo su prove, su modello in vasca. Sì, ma proviamo a rendere permeabile ai nostri telespettatori cosa vuol dire. Vuol dire che non c'è stato un progetto esecutivo, un progetto generale poi esecutivo in maniera tale da fare i calcoli prima e poi verificarli in vasca. Si è fatto un modello pressappoco, poi si è andato in vasca a verificarlo. In vasca cosa è successo? In vasca cosa è successo? È successo che comunque si sono evidenziati questi fenomeni di risonanza subarmonica. Nonostante la scala fosse molto piccola, perché a Malamocco la scala è 1,80, cioè 1/80, cioè un apparatoio di 20 metri diventa come un computer portatile. Sì, certo. Quindi sono 40 centimetri. Sì, per cui non si vede assolutamente nulla. Ecco, dobbiamo spiegare, poi c'è anche un altro fattore che è quello dell'acqua. Esatto. L'acqua ha una sua densità. Esatto. No? Questa sua densità, per creare un'efficienza su queste paratie, su queste paratoie, l'acqua ha una sua, viscosità. Viscosità, quindi però ha un se io riduco la dimensione delle paratoie, automaticamente in proporzione la viscosità aumenta. Esatto. Quindi il comportamento delle paratoie non è adeguato a quello che sarà il fenomeno finale. Esattamente. Oltre a questo, lei ha capito benissimo come funziona. No, io cerco di spiegarlo con parole semplici ai nostri telespettatori, perché sennò sembra quasi una partita di ping pong, ma ci sarà, non funzionerà questo modo, non funzionerà. Stiamo dicendo le cose come dovevano essere fatte. Esatto. Quindi è stato fatto un modellino senza sapere l'importanza e la dinamica di queste ma porte. Addirittura con errori, cioè noi abbiamo proprio degli errori concettuali nell'impostazione delle prove sul modello. Sì. Perché poi magari arriviamo a questo punto, perché poi loro cosa hanno fatto? Siccome tutti quanti gli dicevano ma questo effetto scala, come l'avete calcolato? E allora loro cosa si sono inventati? Si sono inventati di fare dei modelli in scala più grande, quindi sono passati per esempio da 1,60 a 1,30 e poi anche a 1,10. Sì. Però questi modelli, a me mi viene da ridere ma c'è da piangere, hanno dei difetti intrinseci che li rendono assolutamente inutili, anzi io aggiungo fuorvianti, perché quei risultati che loro dicono di aver ottenuti non hanno nessun valore. Ho capito. Perché questo? Perché questo? Innanzitutto hanno sbagliato a fare il modello, perché il modello
bisogna modellare la massa dell'apparatoio, perché è la massa dell'apparatoio che si muove e quindi influisce sui movimenti. Loro invece hanno modellato, e questo è scritto nero su bianco, il peso in acqua, cioè non hanno tenuto conto che l'apparatoio quando sta in funzione, no? C'ha la reazione della cerniera, cioè è incernerata al fondo, è mantenuta al fondo e quindi il peso non è quello, la massa sua è la massa asciutta, non è la massa in acqua. Con tutto rispetto si sono fermati ad Archimede. Sì, Archimede non aveva una, diciamo, una leva. No, ma Archimede non aveva, cioè consideri il corpo liberamente galleggiante, ma non un corpo vincolato al fondo. Quindi, sì, evidentemente hanno sbagliato proprio il modello. Quindi i baricentri, cioè è un'altra cosa. In più c'è un aspetto che è fondamentale, questo. L'apparatoio quando si muove, proprio per il suo moto, genera di per sé stessa delle onde. Sì, okay. Ha una propria inerzia. No, ma proprio il moto genera onde. Infatti quando si fa oscillare da sola si vede chiaramente che l'apparatoio genera delle onde. Queste onde, cosa succede? Che perturbano il moto ondoso. Infatti quando si fanno le prove, la calibrazione si fa senza apparatoio, senza l'oggetto che si vuole provare. Si va nel punto in cui è sistemato l'oggetto e si misurano lì le onde, cioè si generano queste onde con delle opportune apparatoi, senza entrare nel merito, si generano queste onde e si misura lì l'onda che viene creata da queste apparatoi, perché poi quando si mette il corpo lì, tutto viene perturbato. Certo. Perché, ripeto, nel momento in cui io le sollecito, queste si muovono e generano altrettanto delle onde. Per cui loro invece hanno misurato le onde non tenendo conto che in queste misure ci sono anche le onde riflesse dalle paratoie. Ho capito. Quindi hanno spaccato il problema in due parti, ha risolto metà da una parte e metà dall'altra, e la cosa... No, ma non hanno visto niente, cioè non hanno visto niente. Probabilmente non lo sapevano. Io voglio essere... Li abbiamo assolti per ignoranza. Cioè, è incredibile questo, capisce? Per cui anche queste prove che hanno fatto in scala 1 a 30 e 1 a 10 non servono a nulla, anzi sono fuorvianti. Ma speriamo che funzionino. E la speranza è l'ultima a morire. Ma adesso facciamo un passetto più avanti. Abbiamo un problema con i cassoni, ed è un problema ormai non teorico, è un problema pratico. Sì. Fino adesso i cassoni si sono abbassati di 3 centimetri ogni anno. Sì. No? Quindi sono passati circa 12 anni. No, sì. Il problema e quindi moltiplichiamo 12 per 3 e abbiamo detto sarà qualcosa di meno per essere ottimisti. No, quello che non si sa purtroppo è che perché è stato fatto uno studio dal CNR, cioè il CNR con le sue indagini dal satellite eccetera hanno monitorato per 3 anni che i cassoni di Malamocco sprofondavano di 3 cm all'anno, quindi per 3 anni di monitoraggio erano sprofondati di 9 cm. Noi non sappiamo cosa è successo prima, non sappiamo cosa è successo dopo, ma sono passati anni da quando è uscita questa informazione. Quindi dopo non sappiamo cosa è successo. Sì, ma io volevo anticipare ai nostri telespettatori questo fenomeno per arrivare a una conseguenza. Sono stati, come vediamo, se la regia ci mette in onda di nuovo il cassone, come vediamo all'interno ci sono delle gallerie che sono percorribili, tant'è che il sindaco di Venezia ha detto ci possiamo fare una pista ciclabile, no? Allora, torniamo a quella precedente per cortesia, e allora questi cassoni sono tutti in cemento armato e pesano centinaia di tonnellate. Migliaia di tonnellate. Perché devono tenere in piedi l'oscillazione di una paratia che si muove. A parte il fatto che ci sarà un assestamento successivo quando le paratie andranno in funzione, perché il movimento delle paratie creerà un assestamento. Non è prevedibile né è stato calcolato, ma a parte questo affondarsi delle piattaforme, delle basi, non è
non è regolare, mi sembra, perché il fondo può essere... Questa è un'altra Prego. informazione che manca. Sì. Perché quello che è stato misurato dall'esterno, quindi sono le strutture di interfaccia che si sono affondate. No? Sì. Le basi Sì. su cui sono installate le paratoie non si sa, dovrebbero essere misurate, ma su questo non ci sono informazioni. Sì, perché come sono dei blocchi di cemento che sono accostati, esatto, quindi devono essere impermeabili, se no l'acqua entra. Esatto, ma infatti c'è tra queste strutture di interfaccia e il primo modulo e poi ogni modulo successivamente ci sono delle guarnizioni di gomma, le famose guarnizioni Gina si chiamano. Ora queste guarnizioni evidentemente tengono fin quando le superfici hanno un limite di tenuta, come tutte le guarnizioni, sì, ovviamente. Non solo, ma soprattutto sono la zona in cui fanno contatto, credo che ci siano anche delle piastre di acciaio. Sì, perché a questo punto l'impermeabilizzazione di gomma su acciaio è meglio che di gomma su cemento. Ho capito. E quindi cosa succede? Se tra queste strutture di interfaccia e le basi c'è uno sprofondamento non uniforme, cioè nel senso che la struttura di interfaccia tende ad andare più giù rispetto all'altra perché è meno pesante, sì. O il terreno cede di più, o il terreno su per giù è abbastanza, cioè, siccome l'hanno scavato è abbastanza, su 200 metri, 300 metri è abbastanza uniforme, però le strutture sono diverse, il peso della struttura di interfaccia non è uguale al peso del modulo di base. Sì. E quindi succede che se questo spostamento, questo cedimento supera i valori accettabili da questa guarnizione, a questo punto incomincia a entrare acqua e quella non è riparabile. Ho capito. Quindi è definitivamente perso. Adesso, tra l'altro anche questo non si sa, perché poi il progetto prevede che ci sia una seconda tenuta, cioè hanno saldato un omega dall'interno, quindi la guarnizione Gina fa tenuta dall'esterno, mare verso dentro, e questa invece fa, nel caso che ci sia una piccola infiltrazione, una camera con un sistema di drenaggio. Però questo può funzionare fino a un certo livello. Certo, quando interviene la pressione. Ma soprattutto perché poi questa guarnizione di acciaio all'interno, questa omega, se le due strutture scorrono tra di loro va anche sostituita, perché una struttura in acciaio non accetta un cedimento di 10 centimetri. Certo. E teniamo presente che sotto abbiamo una pressione che può arrivare anche a 2 atmosfere, 2 bar, certo. E di conseguenza questo va a comprimere ulteriormente e a mettere in crisi la cosa. L'altro aspetto è la dinamica dei portelloni, no? Esatto, delle paratie. E questo è il problema. E questo naturalmente quando si muoveranno con moto ondoso muoveranno anche le basi che non sono saldate. No, le basi, se non dovrebbero muoversi perché il peso dovrebbe essere abbastanza grande da tenerle ferme. Ma parliamo di oscillazioni, cioè però di vibrazioni. Sicuramente un carico dinamico può avere un effetto anche sulla fondazione. I calcoli delle fondazioni siamo a livello di dubbi e di ipotesi. Esatto. Allora, per chiarire questi dubbi e queste ipotesi, lei martedì andrà in un ufficio e avrà accesso agli atti. Vuole spiegare ai nostri telespettatori cosa succederà? Allora, noi abbiamo questa evidenza che il progetto è stato fatto solo con prove su modelli. Sì. Questo è acclarato. E abbiamo evidenza, perché questo rapporto l'abbiamo già esaminato, che quelle prove in vasca 1 a 30 e 1 a 10 fatte per dimostrare che l'effetto scala non esiste, non hanno nessun valore, anzi sono fuorvianti. E allora sono stato a questo tempo, ormai sono passato un paio di mesi, contattato dal Codacons per vedere cosa evidentemente avevano letto il libro, avevano sentito trasmissione che abbiamo qua fatto in precedenza, quindi mi contattarono e dissero cosa si può fare. La cosa che possiamo fare è chiedere che ci facciano vedere anche quelle cose che non sappiamo, quindi cosa hanno fatto prima di quelle prove, no?
quindi le prove su scala 1,60 e 1,80 per Malamocco, le prove che avevano fatto a Delft, l'hanno fatta anche loro col peso in acqua o no? Ecco. Cioè, Sì. Se no parliamo di supposizioni e non riusciamo mai a capire a che punto questa quindi struttura ora può funzionare. con questo no? accesso, quindi martedì prossimo col Codacons andiamo al consorzio, dai commissari che ci hanno messo a disposizione una persona per questo, noi abbiamo fatto una lista di documenti che vogliamo vedere e ce li daranno, faremo delle copie e io potrò vedere se anche le prove sui modelli in scala piccola sono state fatte al di là dell'effetto scala, perché l'effetto scala nessuno lo può togliere, ma sono state fatte perlomeno quelle in maniera, diciamo, tecnicamente ineccepibili. Perché, ripeto, quello che hanno fatto in scala 1,30 e 1,10 non ha nessun valore. C'è da vergognarsi di presentare un rapporto con quelle carenze. Io questo l'ho già scritto, questo documento ce l'hanno già. A nome dei nostri telespettatori ci prenotiamo, lei quanto tempo le concediamo per analizzare i documenti? Allora, su questo le dico un po' la storia, no? Quello che è successo. Quando noi abbiamo visto pubblicato questo rapporto dove facevano vedere queste prove in scala 1,10 e 1,30, che è uscito, cioè, l'abbiamo trovato in internet, diciamo che con i miei amici ci abbiamo impiegato un mesetto perché poi ci scambiavamo le informazioni, no? Ma tu leggi questo, io leggo quello, eccetera, eccetera, eccetera. Un mesetto. Amici, sono ingegneri colleghi con cui avete lavorato insieme per decenni, e con quello in piattaforme marine, non sono i telespettatori non possono immaginare la sua esperienza. Non sono ragazzi usciti dall'università ieri, ecco, tanto per essere chiari. Anzi, la mia età, qualcuno è anche più vecchio di me, quindi. E noi abbiamo fatto questo documento. Questo documento l'abbiamo subito mandato al provveditore alle opere pubbliche, quello che ha sostituito quello che era il magistrato alle acque, no? Il presidente del magistrato alle acque, e questo rapporto nostro, lui l'ha mandato al consorzio, ai commissari, i commissari hanno incaricato un professore di Catania, il professor Foti, io faccio nome e cognome perché è tutto pubblico, tutto ufficiale, ha esaminato questo nostro rapporto e chiaramente non ha potuto dire che quello che dicevamo noi era sbagliato, anzi ha detto che loro erano d'accordo che queste vasche non erano adatte. Poi dice che siccome però facevano le prove, anche le prove di oscillazione libera, per quelle oscillazioni si potevano ritenere valide. Allora anche questo noi l'abbiamo confutato in maniera non a chiacchiere, noi quando confutiamo una cosa portiamo sempre degli elementi valida a supporto di questo, che quando dice si muove da solo, no, perché si muove da solo se non ci sono le paratoie dell'ondogeno da una parte e la spiaggia dall'altra, perché se questo qui si muove, queste onde arrivano alla paratoia dell'ondogeno e arrivano sulla spiaggia e ritornano indietro, a questo punto la paratoia non è più libera, ovviamente. Va in conflitto. Ovviamente non è più libera, quindi quello che hanno misurato, ripeto, non ha nessun valore. Allora abbiamo fatto questo rapporto, questo secondo rapporto l'abbiamo mandato a febbraio del 2018. Quindi è campato un anno. Ad oggi, quindi noi questo rapporto, dopo 15 giorni del professor Fodi, l'abbiamo commentato e rispedito al provveditore. Il provveditore ha questo nostro rapporto e dopo 15 mesi, credo, 15-16 mesi, ancora non ci ha dato una risposta. Ho capito. Anche su questo abbiamo chiesto di sapere che cosa stanno facendo in risposta a questo rapporto, perché tra le cose chieste, quindi martedì spero di avere qualche informazione su questo argomento. Quindi c'è un accesso agli atti? C'è un accesso agli atti, sì. Ecco, quindi avremo più possibilità di vedere i meccanismi attraverso i quali funziona questo sistema e quindi potremo dare contezza ai nostri telespettatori che ormai sono informati di questi avvenimenti su un passo avanti per capire se il MOSE funzionerà, come funzionerà, oppure se disgraziatamente... Dunque, quello che si può dire oggi, sulla base delle informazioni che sono disponibili, anche se queste prove in scala piccola sono state fatte a regola d'arte,
che comunque quelle prove non sono probanti, perché comunque sono effette da quel famoso effetto scala. Hanno difetto di partenza. È un limite, Sì. è un limite. In quella scala non si vede niente. Certo. In scala 1,80 non si vede nulla. Vabbè, allora ci prenotiamo per le prossime novità sperando che siano belle. Beh, questo io da cittadino italiano che ha speso quasi 6 miliardi di euro fino ad oggi, mi augurerei che fosse così. Purtroppo però la mia esperienza, la mia competenza non mi permette di essere così ottimista, anzi direi che sono abbastanza pessimista da questo punto di vista. Quanto tempo presume che si potrà? Ma io penso che avendo tutti questi documenti, io nel giro di 3-4 settimane riesco a valutare tutto quello che c'è da valutare. Allora, tempo se di non scrivere. sono novità ci prenotiamo possibilmente per primi, così daremo le notizie, sì, io appena buone o cattive che siano, documentate e tecnicamente non confutabili. Su questo quindi c'è il suo apporto più quello dei suoi colleghi che in questo settore sono stati... Noi diciamo che riteniamo di essere tra i migliori esperti a livello non nazionale, internazionale perché di esperienze di questo genere ne avete già fatte. Cioè, noi abbiamo io ho fatto progetti in tutto il mondo, quindi con società italiane, Eni prima di tutto, ma soprattutto con società straniere, la Philips, la Shell, la ExxonMobil. Quindi Eni, Philips, Shell hanno scelto voi perché eravate competenti e avete fatto dei progetti che si sono verificati poi validi a tutti gli effetti. Noi abbiamo fatto per la piattaforma a gravità nel Mare del Nord in 100 metri d'acqua, assolutamente reversibile, una piattaforma che è stata trasportata completamente sul posto, affondata, ha lavorato a profondità di 100 metri d'acqua, 100 metri ha lavorato per 20 anni, dopo 20 anni noi l'avevamo progettato per questo, hanno chiuso i pozzi, tagliato i pozzi, l'hanno messa in galleggiamento, riportata in un fiordo e l'hanno smantellata pezzo pezzo. Ecco, hanno recuperato... i nostri telespettatori, questa piattaforma doveva essere incastrata, bloccata in un fondo, tipo questi portelloni del Mose per far capire ai nostri telespettatori, doveva restare lì come serbatoio di riserva per evitare eventualmente perdite per fare la perforazione, cioè lo produceva, lo stoccava. Questa è rimasta 20 anni sotto e c'era l'obbligo di doverla togliere perché se si lascia là dopo si corrode e inquina, quindi la concessione quel pozzo petrolifero era condizionata al fatto che ci fosse questo sistema e che il sistema fosse estraibile e questo è successo, quindi diciamo che esperienza ne abbiamo da vendere. Grazie ingegnere, di niente, grazie a voi. Aspettiamo a breve, faccia in fretta che così sappiamo come finisce e spero che le autorità prendano atto che c'è bisogno di qualche esperto a dare una mano a capire queste cose, perché non credo che un commissario possa saper tutto, ma deve appoggiarsi a persone competenti che le consentano di fare delle scelte che siano valide sempre nell'interesse dei cittadini, assolutamente. Che noi viene sempre per primo. No, io ci tengo a dire che noi non prendiamo e non abbiamo mai preso soldi da nessuno. Bene, questo le rende merito, grazie. Grazie all'ingegnere Vincenzo Di Tella per essere stato con noi, ricordiamo ai telespettatori, è un esperto di realizzazioni e progettazioni offshore. Adesso un breve break pubblicitario, chiudiamo qua la nostra pagina dedicata al memento e torniamo dopo la pubblicità per parlare dell'altro tema caldo di queste ultime settimane, ma il problema è poi da tempo di cui si parla, e cioè quello della carenza di medici, e parleremo anche della fuga all'estero dei medici, ma lo facciamo tra poco, dopo la pubblicità.